con il vicepresidente della Fitarco nazionale Paolo Poddighe qui a Sassari, il post-Covid, possiamo dirlo, prima gara ufficiale di, di che cosa? Dell'arceria perlomeno regionale, in una struttura che per fortuna esiste, Paolo. Per fortuna esiste, effettivamente noi abbiamo iniziato l'attività a livello nazionale. Oggi diciamo che la prima gara di una serie di gare ci sono per tutto il mese di luglio in tutta Italia. Noi abbiamo deciso come Consiglio federale di riprendere l'attività con una serie di gare sperimentali e dunque non hanno grande valore dal punto di vista agonistico, ma che ci servono per sperimentare quali sono le regole che abbiamo messo come protocollo nel dopo Covid. Queste 35 manifestazioni a livello nazionale delle varie discipline ci permetteranno, attraverso poi un questionario online che viene messo dall'organizzazione dai comitati regionali, di capire quali sono le cose da migliorare o anche se effettivamente il protocollo che noi abbiamo messo in atto ci può dare una mano nel futuro nel proseguimento dell'attività vera e propria agonistica. Bisogna fare i conti chiaramente con questa che è una sorta di ripartenza, però a onor del vero è lo sport che poi alla fine continua a trainare tutto, no? L'abbiamo visto in questi giorni, abbiamo vissuto di grandi problematiche che però in itinere si presenteranno, per esempio a tanti sodalizi che a tutt'oggi non sanno se potranno fruire di spazi, proprio per la distanza chiaramente che bisogna tenere tra gli atleti e tutto un insieme di protocolli che sono, diciamo, un pochino anche abbastanza farraginosi. La Fitarco però sotto questo profilo, nella fattispecie gli Arcieri Torres e Sassari, godono di un sito che veramente tanti adesso agognano. Sì, adesso effettivamente è una situazione di grande emergenza dove chi a casa può effettivamente riprendere l'attività con grande difficoltà, ma comunque cercando di riprendere una quotidianità che ci ha abbandonato nel mese di marzo di quest'anno. Siamo ancora d'estate, effettivamente la ripartenza del mese autunnale con l'indoor sarà un grosso problema e anche il ministro Spadafora si è posto il problema perché le palestre scolastiche da ottobre saranno fruibili dove il 90% delle associazioni le utilizza durante l'orario extrascolastico. Questo è un grosso problema che ci ritroveremo dopo il periodo estivo e che se non risolto, se non ci sarà la possibilità di aver scoperto un vaccino e dunque riprendere un po' nella normalità, sarà un grosso problema per la maggior parte del mondo sportivo, che già è in sofferenza perché ha perso quella che sono le poche risorse che poteva fruire, che erano le varie manifestazioni, le iscrizioni e che sono venute meno in questi anni. Noi come federazione abbiamo fatto la nostra parte. Quest'anno abbiamo dato contributi per circa 1.400.000 euro, daremo il prossimo anno l'affiliazione gratuita a tutti i tesserati del 2020 e anche alle società, abbiamo dato i contributi per le sanificazioni, per la ripresa delle attività e anche per l'attività paralimpica, considerato che come federazione non avendo effettivamente svolto l'attività normale, per le Olimpiadi, che quest'anno era l'anno olimpico e sappiamo com'è andata, abbiamo messo la nostra attenzione al primo punto l'associazionismo, le associazioni e quello che è il nostro motore perché non si fermi e perché col nostro aiuto possano riprendere. Noi di queste strutture in Italia ce ne sono una trentina. Devo dire che ci deve far riflettere quello che è successo per far capire a tutti che un'attività sportiva come la nostra ha necessità di una struttura che sia a disposizione di questo mondo e che con grande sacrificio però ti può mettere nelle condizioni di affrontare qualsiasi emergenza. Ultimissima cosa, è stata rimandata chiaramente un appuntamento importante che vedeva il classico mondiale da svolgere a Dolbia presso la struttura del Geo Village. Avete già fissato una data oppure ancora è tutto in itinere, Paolo?
No, è stato, allora dopo, riprovando dopo le Paralimpiadi e le Olimpiadi sono state rinviate, il mondo internazionale dell'IPC e del CIO si è fermato a livello internazionale, sono stati annullati tutti gli eventi e dunque anche il nostro. È stato rinviato tutto al 2021, noi con la Federazione Mondiale e con l'IPC abbiamo riprogrammato l'attività che si svolgerà sempre ad Olbia nel 2021 dal 30 aprile al 9 maggio. Diciamo che questa è la nostra speranza, perché nessuno di noi può effettivamente essere sicuro che il 2021 si possa svolgere tutta quella che è l'attività riprogrammata. Io mi auguro che ci siano tutte le condizioni per poter effettivamente svolgere questa gara paralimpica il campionato europeo, ma allo stesso tempo anche la gara di qualifica per le Paralimpiadi, e che le Paralimpiadi a Tokyo si possano svolgere come le Olimpiadi per chiudere, credo, l'anno storico, che è quello di aver, non per cause come è successo nel periodo di guerra, di spostamento di un evento, ma per una causa che ci ha rimesso tutti davanti a un enigma, che il mondo moderno può creare grossi problemi a se stesso se non stiamo attenti nel trovare una strada che sia quella di riportarci con i piedi per terra e non ucciderci per il prossimo futuro con le nostre mani.